E ogni buona avventura in montagna non può iniziare che con una colazione dolce e salata. E siamo ancora in Alta Badia, 183esima escursione, primo giorno di 4 con zaino non proprio piccolino sulle spalle. E partiamo oggi da Longiarù, qui ti lascio le coordinate del parcheggio e l'ultimo giorno ritorneremo da qua dove abbiamo parcheggiato. Primo giorno Longiarù e Valle dei Mulini, poi faremo un giro per rifugi e stanotte dormiremo al rifugio Genova. Gli altri giorni? Secondo giorno rifugio Genova Santa Maddalena passando per il rifugio delle Odle. Terzo giorno Santa Maddalena rifugio Schatzer. Quarto e ultimo giorno rifugio Schatzer Longiarù passando per il Passo delle Erbe. È un discreto calduccio, adesso staremo un po' sull'asfalto. Iniziamo! Appena partiti dal parcheggio andiamo a scendere, andiamo verso Longiarù per poi dopo andare alla Valle dei Mulini. Gran bel panorama. Le Odle, bellissime. Arrivati a Longiarù. Pit stop all'ombra perché è caldo. Molto caldo. E sto sudando. Ci diamo una ricaricatina di gel. Sonia, quanto pesa il tuo zaino? 8 kg. Io il mio, ultima pesata, dava 11 kg, non chiede, guarda, non ho pantaloni di ricambio, non c'ho una felpa di ricambio, non so cosa ci ho messo dentro, il minimo indispensabile. E via, pit stop, merendina e ricominciamo. Noi siamo qui, proseguiamo per la Valle dei Mulini, Sera, Semisci e poi proseguiamo per Utia Ciancios. E via. Gatti alpini, questo è molto timido, si vede. Timidissimo. Si diverte lui qua, si dà sfogo. La miseria. Ishtar, se vuoi ti portiamo un'amichetta, un'amichetta. Bellissimo. Questa salitina con questo zaino e con questo sole si sente. Arrivati al bivio e laggiù la frana dovuta a cosa? All'alluvione di un mese fa. Un mulino, uno dei mulini. Un altro mulino. Se si chiama Valle dei Mulini ci sarà un perché. Fresca? Wow, stavo montando sopra questa. Fortuna, guardare sempre dove si mettono i piedi. Siamo a Misci. Stavolta abbiamo portato un camion di integratori, visto Sì. il caldo che ci aspettava. Fa tantissimo caldo, troppo. E da qui ho paura che sarà tutta in salita fino al rifugio Genova. Ai, altro bivio. E qui mi dice il Garmin di andare a destra. Me lo dice proprio. Wow, gran bel panorama. Io sto grondando. E si sale, dovrebbero mancare ancora 5 km al rifugio Genova. Bivio arrivati e qui rintercettiamo la strada bianca. Mi sa che proveremo a fermarci qua.
Speriamo ci sia posto. Pit stop a Utti e Chamchos. Fede, cosa hai preso? Zuppa di goulash. Che profumino. Mezzelune, ricotta e spinaci, con vista fantastica sulle Odle. Pranzettino finito e adesso Sonia si prende un tè caldo, vista montagne Bellissima. e io in relax. Dopo aver fatto un riposino dopo pranzo, intendo noi, non i maiali, si riparte. Prossimo obiettivo a breve bello, arrivati alla Malga. Rifugio Genova, il nostro obiettivo, 50 minuti. Komoot, Garmin dice dobbiamo salire ancora per circa 130 metri. Dopo aver fatto il timbro salutiamo la Malga. Hanno appena avuto una cucciolata di gatti belline, stessa età di Ishtar, e ho scoperto che lì si dorme anche praticamente. Qui è una camerata. Saliamo, ci sono gli scalini, dovrebbero essere gli ultimi metri in ascesa. Marmottina, sì, proprio te. Laggiù dove abbiamo pranzato, e qua il bivio, vediamo se si vede, lo dico da un po' troppo, se si vede il rifugio Genova. Io neanche da qua lo vedo. Ci sarà da qualche parte, dai. Secondo me è dietro qui, dietro questa montagna. Però che razza di panorama. Dal bivio di prima, dove avremmo dovuto, mi sa che abbiamo raggiunto il punto più alto, adesso andiamo a scendere, c'è questo sentiero. Prestare attenzione perché è abbastanza ripidino. Piano, piano, piano. Garmin mi dà 15 minuti a rifugio Genova e ora, anche perché un po' si sta nuvolando. Laggiù il rifugio, non è Genova, è Gampen. Rifugio Gampen, dove siamo già stati, e scriverò il numero dell'escursione. Se non sbaglio abbiamo pranzato lì, vero? Sì. Oh yes. Ormai iniziamo a farceli quasi tutti qua i piatti. Proseguiamo. Arrivati! Cioè, ci ha fatto patire fino all'ultima curva proprio, È dura, questa prima tratta. Vai, fatto. Prima tratta, andata. Ci ha fatto patire fino all'ultima curva. A pochi passi da un bel bagnetto ristoratore che ci vuole. E lassù Col di Poma. Number 6. Incamerata. Questi occupati. Prendiamo questo. Primo piano, piano terra. Piano terra. Primo piano, bene. Aggiudicati. Doccia, gettone da lì. Compagni di camerata hanno detto che l'acqua è calda. Molto bene. Siamo dentro il rifugio Genova, pieno murato.
e fra un po' mangiamo. Veramente presto. Prima notte per rifugi, non abbiamo ancora carburato, perciò io vado con cane Ederli in brodo. Fede carne ederli e per me pastine in brodo. Buon appetito! Vince delle scarpe non c'è nessuno oggi. Il rifugio è strapieno. Strapieno. 183esima escursione finita, primo giorno dei 4 e siamo arrivati al rifugio Genova, dove dovevamo arrivare, è stata Tostarella. Abbiamo schivato la pioggia, siamo arrivati al rifugio che poi è iniziato a piovere, perciò siamo stati anche molto fortunati. Speriamo di essere così tanto fortunati anche nei giorni prossimi. Eravamo così cotti che ci eravamo pure dimenticati di fare la chiusura, ci siamo ricordati adesso che andiamo a dormire. No, adesso andiamo a dormire. E via, ci vuoi vedere anche i prossimi video di domani, dopodomani e dopodomani, sperando di riuscire a farli tutti e 4, perché non è neanche sicuro, visto che sono tostarelli. Iscriviti. E in descrizione trovi anche la traccia.